tra colline verdi e chiese, i cieli dipinti di luce dorata, ogni strada un'antica ballata. Con gli amici delle torri ridiamo, cantiamo, finché il cuore scorre tra mosto e vino bianco. La vita danza, un sorso alla gioia, un brindisi alla speranza. Ciao ragazzi, benvenuti a Soave, dove è tempo di seconda vendemmia. Vedete, i nostri amici, gli amici delle antiche mura, stanno tirando giù i grappoli che sono stati appesi là alla fine della prima vendemmia, quella normale diciamo, quella di settembre, e sono stati lì in appassimento perché poi da questi grappoli, una volta essiccati, una volta appassiti e una volta pigiati, uscirà il recciotto. Ma questa è l'operazione che sta avvenendo, ma non è mica finita qui, perché la Mostarola e il Torchio sono qui che ci stanno aspettando insieme al mitico Piero, è il Piero Canatta, eccolo qua. Piero, com'è la sta uva? È un'uva eccezionale. Vediamo, falla vedere, ben guarda. Eccola qua. È un'uva eccezionale, come vedete un bellissimo grappolo. Quello che vedete asciutta al momento giusto e quelli chicchi che vedete non è guasto, è proprio la muffa nobile, certo, che si è sviluppata per circa il 5% del grappolo per dare quel profumo inconfondibile che è nel recciotto di Soave. Eccezionale, dico io. Nonostante il tempo inclemente della fine di settembre, certo, della seconda metà di settembre, però siamo riusciti a raccoglierla prima. Difatti quest'uva è qua dai primi giorni di settembre. Oltretutto un'uva molto bella, insomma, basta molto vederla. Bella, molto bella. La location è eccezionale e soprattutto il microclima che si respira qua sotto fa sì che questa uva si asciughi in una maniera perfetta. Quella che stiamo rivivendo è una tradizione che è stata introdotta dal nostro amico Piero con gli altri colleghi dell'associazione, quella di appassire l'uva sotto la torre, la porta più famosa di Soave, Porta Verona, eccola qui. E quindi è una tradizione che rivive e che riporta ai giorni nostri invece un rito che si consuma ormai da quasi 2000 anni qui, no? Che è quello di fare il recciotto. È quella di fare il recciotto, che una volta si chiamava retico, certo, il vino dolce, che l'hanno inventato i romani questo retico, ma vista diciamo quello che è il territorio del Soave, proprio si è trasformata nella prima, negli anni futuri a venire poi da quel tempo, nella prima DOCG del Veneto, 1998, prima DOCG del Veneto, e non è poco questo. Stiamo ripercorrendo il rito della produzione del recciotto. La seconda vendemmia la stiamo vedendo lassù con i nostri amici che taglia i fili. Poi che cosa succede, Piero? Niente, si prendono, si levano tutti gli spaghi che sono serviti per appenderla, e poi si mette nella garola. La garola è quella macchina che vedremo tra un po', dove i chicchi vengono schiacciati. È una macchina antica perché ha quasi 200 anni ed è stata la primo attrezzo che hanno inventato per non pigiarla con i piedi, perché è fatica a pigiare con i piedi, certo, questa. Perché insomma i chicchi sono già passiti, sono già passiti, il raspo è diventato di legno, e soprattutto se non veniva schiacciata bene, tanto mosto rimaneva nel chicco. E poi c'è lo strumento principe, il simbolo del recciotto, ovvero, eccolo qua, il torchio. Il torchio. E dopo qua che vuole i muscoli. È il torchio che ci vuole muscoli e soprattutto tanta pazienza, perché non è detto che si mette nel torchio l'uva, si tira, no, ci vuole pazienza, perché si deve appoggiare un chicco vicino all'altro, perché deve piano piano, ci vuole pazienza. Naturalmente, quanto ci vuole? Rimane qua tutta la giornata, dopo lo vedremo in seguito, un dente vicino all'altro, tic tac, piano piano, finché riusciamo a levare il massimo del mosto che c'è nel grappolo. Voi pensate, adesso facciamo una riflessione, pensate che là sopra ci sono 2000 grappoli, li hanno legati uno e uno, quando era settembre, si sono messi su con una pazienza che non vi dico, vero? E l'altrettanta pazienza ci vuole adesso tirare giù, tagliare gli spaghi, sciogliere i grappoli e poi pigiare. Ma chi ve lo fa fare, Piero?
Allora ce la fa fare la passione, e il credere che tutto questo territorio è diventato così perché c'era prima di tutto il lavoro, la caparbietà dei nostri anziani e soprattutto il credere che in un futuro ci sarà un futuro migliore. Ci vuole solamente la passione, l'esperienza poi e soprattutto la caparbietà delle persone, del genere umano, soprattutto delle donne, dico io, che loro con la nostra pazienza. Io mi ricordo quando che si faceva la vendemmia, si arrivava a casa con i cesti e le donne dopo cena, dopo che avevano aiutato gli uomini, dopo cena legavano tutti i grappoli per appenderli nelle soffitte. Valeva la pena che siamo arrivati così, come in tantissime altre parti, io dico del Veneto e soprattutto d'Italia, la caparbietà della gente della terra. Perché è giusto far vedere ancora una tradizione del genere? Anche perché ricordiamo che una volta nelle case, nei granai, si faceva davvero così, l'uva veniva appesa in verticale Sì. per permettere una reazione migliore ed era quella la metodologia per fare il recotto, che adesso è stata ovviamente soppiantata dalle cassette molto più pratiche anche per una questione igienico-sanitaria. Però perché è giusto ricordare quei tempi e questi Certo. riti, Piero? È giusto ricordarla perché devono capire, soprattutto i giovani, i bambini, che non è niente con niente. Bisogna darsi da fare, tirarsi sulle maniche, eccetera, eccetera, e lavorare soprattutto per dei progetti. Ecco perché io dico sempre con i miei nipoti, eccetera, i progetti, che cosa sono? Gli obiettivi di un progetto? Ma sono dei sogni ad occhi aperti. Soave il mio bel paese, tra vigne stese, come un mare, vino bianco che sa cantare, il vento parla, non posso scordare. Oh, dolce terra mia, mia luce, tra borghi antichi che mi seduce, il castello che mi guarda da lassù, mi chiama sempre più. La piazza vibra di voci vive, il forno caldo di storie scrive. Il tempo lento qui si ferma, ogni pietra è un poema che conferma. Oh, dolce terra mia, mia luce, tra borghi antichi che mi seduce, il castello che mi guarda da lassù, mi chiama. Questo è il mosto. Cosa succede? Che adesso stiamo facendo un'analisi della percentuale zuccherina che c'è. Il grado? Il grado di zucchero è quello, e quando si aspetta questo risultato è come quando ti arriva l'analisi del sangue, se devi piangere o devi ridere, no? Ecco. Allora, eccolo qua, il mostro appena spremuto. E adesso vediamo che grado fa. Mm. Vediamo, come si diceva una volta, vediamo da che morte moremo. In poche parole, adesso questo ha un grado di... Dunque sono 24, 26. È buonissimo. Il 26% di zuccheri è ottimo, Eh, perché deve andare dai 24 ai 28 percentuale di zucchero, che è il fruttosio, il glucosio, Certo. eccetera, ma chiamiamo sempre zucchero. Tra Naturalmente è un'annata che è io dico eccezionale per il recotto come per tante altre cose. Come tutti quelli che lavorano bene, se tu lavori bene il prodotto viene quasi sempre bene, umanamente parlando naturalmente. tra quanto lo berremo questo recotto? Questo recotto lo berremo tra 2 anni, perché con una percentuale così alta di zucchero i fermenti lavorano con fatica. I fermenti sono quelli micro, Certo. eccetera, che trasformano gli zuccheri in alcol. Naturalmente verremo a berlo, inshallah, a Dio piacendo, quando è il momento tra 2 anni. E noi vi aspettiamo tutti per bere questo recotto tra 2 anni, praticamente nel 2027. Eccoli qua, gli amici delle antiche torri. Sono stati loro i veri protagonisti dello spettacolo che avete appena visto. Uno spettacolo che è iniziato a settembre, quando li hanno appesi uno a uno, e adesso che li hanno tolti.
Fatica finita, Piero. Sì, fatica finita che mi ha fatto fatica, ma siamo sempre in via a ridere, scherzare e sempre col gotto in mano. Anche alle signore, ma che un modo speciale per salutarsi. Ogni lavoro che facciamo l'urlo soave. Siete pronti? Sì. Allora, e perché soave c'è sempre più soave! Ma insomma che bravi! bravi, bravi! Per me non c'è niente però, non vengo più.